porta, io resterò se vuoi, io resterò se vuoi. Dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Tu sei sempre mia, anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me. Tutti! Quando il sole del mattino ti sveglia, tu non puoi lasciarmi andare via. Il tempo passa in fretta quando stiamo insieme noi. È triste aprire quella porta, io resterò se vuoi, io resterò se vuoi. Sei proprio tu, l'unica donna per me. Il resto non conta se io sono con te. Non voglio andar via, se ti perdo non ho più nessuna ragione per vivere. Dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Tu sei sempre mia, anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me. Adesso le mani su! Dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Voglio sentire voi! Tu sei sempre mia, anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me. Buonasera amici a casa e benvenuti! Buon giovedì! Aleggia Giobbia! Ciao Amedeo! Amedeo è lì, pronto per cantare insieme a voi, prontissimo! Arriverà qui tra un po', però è bello caldo. Ho fatto una scaletta ragazzi, soprattutto preparatevi amici partenopei, amici napoletani, perché daremo spazio molto alle vostre canzoni questa sera, sempre nel primo tempo. Ma adesso vi ricordo un numero fondamentale che è il 348 80 40 254, quindi tutti i vostri suggerimenti, le vostre richieste, le vostre fotografie le manderemo in onda, i saluti che per noi sono fondamentali, fatevi sentire amici, fatemi capire che dall'altra parte ci siete, dietro quella telecamera siete in tanti, tantissimi, molti mi incontrano per strada, vero Amedeo conferma, dico io guardo tutte le sere però non scrivo, perché è bellissimo vedere poi un vostro messaggio, una vostra scritta in diretta. Comunque sono le 20.09, buon lavoro a Federico in regia. Adesso però mi prendo 30 secondi perché voglio farvi vedere un messaggio di un'amica, è arrivato oggi e sono felicissimo di proporlo, anche perché è un appuntamento altrettanto importante. Emanuela, ci sei? Ciao Enrico, complimenti per la tua trasmissione Casa Peretti che seguo quando riesco ad essere al nord. Come sai vivo a Roma, però spero di venire presto a Luserna San Giovanni a trovarti nei tuoi meravigliosi studi. Nel frattempo ti invito, martedì 18 novembre alle 21 sono al Circolo dei Lettori a Torino a presentare il mio libro TikTok, l'autobiografia. Quindi ti aspetto Enrico, mi raccomando, alle 21 del 18 novembre. Un bacio da Emanuela Tittocchia. Ciao! Grazie Emanuela, cercheremo di esserci tutti e in bocca al lupo. Adesso vi porto invece
prima di giocare, perché lo so che siete pronti lì a scatenare il vostro telefono per chiamare, ma questo nel secondo tempo. Vi darò gli indizi, sono gli stessi di ieri sera, ma per chi si fosse perso la puntata di ieri sera li faremo rivedere. Ma prima vi voglio portare in un giardino un po' particolare, perché parliamo del 1970 circa, una canzone che ha scalato tutte, ma proprio tutte le classifiche, dal titolo Il giardino di Tamara. La nuova società. Salici piangenti, rose gialle e nere, parlano d'amore tra di loro, falsi giuramenti, gente senza nome, risa folli, pianti senza senso, ombre senza volto, parlano col vento, qui da tanto tempo manca il sole, passano le ore, ma qui non esiste il tempo, grido forte il nome e mi risponde il vento, nel giardino di Tamara io piango, io piango. Chi se la ricorda a casa? Notti senza fine parlano d'amore, ogni notte nasce una storia, la sua strada è questa, viene da lontano, porterà la gioia nel mio cuore. Tutti! Passano le ore, ma qui non esiste il tempo, grido forte un nome e mi risponde il vento, nel giardino di Tamara io piango, io piango. Il giardino di Tamara. Immagino quanti ricordi su questo brano, quante volte magari l'avete canticchiato, quante volte l'avete ballato, magari a qualcuno ricorda anche cose più importanti di un ballo o di un canto, magari qualcuno si è innamorato tramite questa canzone e vi garantisco che in quegli anni era
in cima a tutte le classifiche. E adesso è arrivato il momento dello, guardate, 3, 2, 1, vai, opla, dello zainetto. Provate a vincere lo zainetto ufficiale di T7. Sono gli ultimi, ragazzi, è un paio, non de più, e questa volta gli indizi non sono stato cattivo, sono stato buono, ma proprio buono. Federico, fammi vedere gli indizi, eccoli qui. Testa bianca TV, frutta, insetto, cosa può collegare? Qual è l'oggetto qua dentro? Qual è l'oggetto che potrebbe essere descritto con testa bianca TV, frutta, insetto? Provateci a casa, prendo del tempo in modo che possiate fare una fotografia alla TV e poi mettervi lì e cercare. Vi consiglio di non andare a cercare su ChatGPT quelle cose lì, perché io sono oltre, quindi non si può. Anche se scrivete gli indizi su internet non vi dà la risposta esatta, vi dà una risposta sbagliata, e questo, insomma, vi ho anche aiutato, ma voglio darvi un altro aiuto oggi, piccolo. Questo oggetto che è nascosto all'interno, di sicuro nella vostra vita l'avete già preso tra le mani, molto probabilmente, almeno una volta. C'è chi lo prende tra le mani tutti i giorni, ma di sicuro tutti almeno una volta. Non dico oltre, ma vi aspetto nel secondo tempo al 378 4080 506. Ripeto gli indizi: testa bianca TV, frutta, insetto. Forza amici, addirittura calcolate che se io posso lanciare lo zaino così ad Amedeo, non è un oggetto fragile, perché non vorrei mai, ok? E non è neanche un oggetto pesante, perché se becco Amedeo in testa, poverino. Adesso, a proposito di brani, ok regia, grazie con gli indizi, benissimo. A proposito di brani che hanno segnato un'epoca, hanno segnato un periodo storico importante della nostra musica, voglio ancora farne uno prima di fare entrare Amedeo. Uno un po' molto dolce, molto dolce, dal titolo Miele. Miele era il colore dei nostri corpi addormentati sotto il sole, sulle tue labbra c'era un sapore che non ho scordato mai. Miele, le nostre fughe, e si tornava lenti come tartarughe. Quella sera che inventai il tuo nome, già cadevano le prime stelle. Miele, com'eri bella. Tutti! L'estate ancora sa di miele, anche se io senza te sto male. Con me c'è un'altra e potrei fare l'amore, ma non è miele.
E adesso a fianco a me un cantante che quando nascevano questi brani che ho fatto, che sia Nel giardino di Tamara che Miele, lui c'era perché è leggermente più maturo rispetto al Peiretti. E adesso voglio capire, visto che gli arrangiamenti erano miei, Amedeo Grillo, cosa ne pensi? Perché lo so che l'ho stravolte, lo so che non sono nate così, lo so che eccetera eccetera eccetera. Innanzitutto buonasera. Ok, buonasera signor Peiretti, è vero, qualcuno là è un pochettino, però alcuni vanno anche bene, assolutamente. Poi, oggi come oggi, con la musica che c'è, fa tutto va bene. E ne avremo anche l'esempio questa sera, perché tra un po' mi andrai a cantare Bam 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 Bam, che è una loro richiesta. Ma a proposito di loro richieste, andiamo a vedere il prossimo brano. Non chiamate ancora, ragazzi, non è ancora ora. Nel secondo tempo, ben volentieri, ma dopo la pubblicità, e adesso andiamo avanti ancora un po'. Vediamo un po' la richiesta, perché dovresti farmi questo favore, accontentare questo nostro amico. Grande Enrico, quando passa da te Amedeo, ed è qui, mi fai cantare O surdate innamorate. E come faccio a dir di no al mio amico Roby75? Amedeo, sei pronto? Assolutamente, e allora dai. O surdate innamorato sia! Tutti sulle mani a casa! Stai lontano da sto cuore, a devoro come sera, niente voglia, niente spera, cadere sempre a fianco a me. Sii sicuro che sta amore come sono sicuro di te, vita mia, ho il cuore e questo cuore si stata, oh mi innamora, io mi rendo ma sarai per me. Oh vita mia, ho il cuore e questo cuore si stata. Guarda la tua Napoli! Guarda, io la conosco! Da notte non ti senti da sti braccia, non ti vasi che sta faccia, non ti stretti forte in braccia a me. Ma scegliendo ma sto suono, ma fai piangere per te. Oh vita mia, oh il cuore e questo cuore si stata, oh mi innamora, io mi rendo ma sarai per me. Tutti! Oh vita mia, oh il cuore e questo cuore si stata, oh mi innamora, io mi rendo ma sarai per me. 348 8040 254, scrivete! E adesso voglio sentire cantare tutti a casa, tutti! Oh vita mia, oh il cuore e questo cuore si stata, oh mi innamora, io mi rendo ma sarai per me. Oh vita mia, oh il cuore e questo cuore si stata, oh mi innamora, io mi rendo ma sarai per me. Io ho bisogno, Amedeo, che tu mi fai una promessa adesso davanti a milioni, mille telespettatori. Ho bisogno che mi fai una promessa, se no non vado avanti con la trasmissione. Mi siedo qua, finché non mi fai una promessa non vado avanti. E che stanno, che è successo? Voglio. Anzi, facciamo così, vorrei. Vorrei, come dicono, vorrei che tu un giorno Ti accorgessi di me? No. prendi questo elemento e lo porti a Napoli con te.
Ma va. Un weekend, non chiedo di più. Fai una promessa davanti a tutti loro. Non potremmo anche farlo. No, sì, dobbiamo farlo. Ci portiamo anche le telecamere Rete 7 ci manca- e facciamo un assolutamente. tour Rete 7 Casa Peiretti live in Napoli. Wow, esagerato. Cosa ne dici? Fra, è una bella idea. Fra, mi ha chiamato Fra. Scusa, se ti puoi mandare a Napoli, incomincia a imparare a come si parla. A proposito di Napoli. No, ormai hai fatto la promessa davanti a tutti Sta cosa loro. è bella però, invece Fra, si può fare, non ti preoccupare. Oh, andiamo a rivedere un attimo gli indizi prima del prossimo brano. Vai regia, qua sopra la mia cabeza. Vai, gli indizi. Gli indizi sono testa bianca, TV frutta, insetto. Testa bianca, TV frutta, insetto. E ricordo che ho cantato miele. Ho cantato miele. Che potrebbe essere anche un Testa indizio. bianca potrebbe anche esserci Dentro lo zainetto, un piccolo Amedeo. Già, perché t'hanno già fatto la statuetta là nel presepe? No. Oh, amici del presepe di Napoli, non potete fare la statuetta a Amedeo. Cioè, ci sono tutti lì, ci sono cani e porci. Vediamo anche. Tu non ci credi, ma se noi facessimo una cosa del genere, dovremmo Sì? fare una cosa del genere a Napoli. Vedi che la ce la faranno? Ci fanno la statuetta? Secondo te? Ok. Noi andiamo vabbè. nel posto dove le fanno e Vabbè. intervistiamo, ti faccio lì, si già fanno una statua. Ok. Fanno il perettino. A proposito di Napoli, è arrivato 7-8 messaggi. Sono arrivati 7-8 messaggi che ti richiedono questo brano e quindi lo facciamo per la prima volta qui in Casa Peiretti. Mi dissocio, ma lo voglio fare. Mi dissocio? No, scherzo. No, cerchiamo di farlo, dai, vediamo un po' come c'è. Bam bam. Che quando mi hanno detto bam bam di Banfi, io credo fosse Lino Banfi, invece non c'entra proprio niente. Banfi con la Y. Vabbè, ok. Speriamo bene. Lei mi ha fatto innamorare da quella sera là, a me mi piace troppo, no, non l'hai capito ma non si può innamorare, che lei è cattiva in tuo cuore, dai, io voglio lei è pazza di me, mi ha detto che mi vuole bene, sai che prima di te l'ha fatto con me, lei non sa cos'è l'amore, bam 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 bam, il cuore mio fa bam 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 bam, bam 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 bam, la sala sta che niente te può dare, ma sono innamorata che già fa, con lo sguardo mi ubriacherà, dice che va bene sulla me per sempre, che si innamorata che già fa, lei non è sincera la sa sta, dice che va bene sulla te, chiama a me dopo mezzanotte, fatta con la bacchetta magica, tutta una sua logica, vuole solo me, pazza una strega un po' malefica, si presenta timida è quello che non è, lei mi ha fatto innamorare, ma come si può fare, a tengo senti dei pensieri, no, ma che te cazzo a fare, non ti innamorare, ti spoglio e poi non si innamora, bam 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 bam, il cuore mio fa bam 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 bam, bam 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 bam, la sala sta che niente te può dare, ma sono innamorata che già fa, con lo sguardo mi ubriacherà, dice che va bene sulla me per sempre, che si è innamorata che già fa, lei non è sincera la sa sta, dice che va bene sulla te, chiama a me dopo mezzanotte, bam 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 bam, il cuore mio fa bam 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 bam, bam 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 bam, la sala sta che niente te può dare, ma sono innamorata che già fa, con lo sguardo mi ubriacherà, dice che va bene sulla me per sempre, che si è innamorata che già fa, lei non è sincera la sa sta, dice che va bene sulla te, chiama a me dopo mezzanotte. Amedeo
Grillo! È venuta bene. A grande richiesta, a grandissima richiesta. Sai quanti ne abbiamo accontentati d'altra Non parte? lo so, dai. Che hanno scritto 7, 8, 10 Volendo messaggi. me la fa- Bam, 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 Mia bam. mamma faccio pure rimanere sera, ma va a fare un bagno. Non ho capito. No, me la faccio anche domani sera. Ah, te la fai anche domani sera che sì, sei Cioè al che beat. ci siamo, facciamo anche Molto quello. bene, stanno già arrivando dei messaggi, di ciò sono molto contento, ci fermiamo soltanto 2 minuti e adesso andiamo a farci insieme un po' di shopping. Di pubblicity. Oh, Bentornati in questa seconda parte di Casa Peretti, continuate a scrivermi, c'è a Grillo, non c'è Amedeo qua dentro perché mi hanno detto Testa Bianca, l'ha detto lui che potrebbe essere, TV è un personaggio televisivo, con frutta magari ne mangia tante, con insetto a Grillo e quindi con insetto a Grillo ci poteva stare, non c'è Amedeo a Grillo dentro lo zaino e qui come fa a essere qui, sei questo lì. devo dire, mi è piaciuta, è venuta bene. Dai. È venuta Sì, bene, vabbè, è venuta bene. Adesso dai. andiamo a rivedere gli indizi e apriamo ufficialmente le telefonate. Forza amici, fatevi sentire per potervi portare a casa lo zainetto ufficiale di Rete 7. Cosa ho nascosto qui dentro? Apriamo le telefonate in 5, 4, 3, 2, 1. Vediamo se c'è qualcuno che ha voglia di giocare con noi. Diamo anche il tempo di andare a prendere il telefonino. Ecco, vedi, esatto. Vediamo un po'. Pronto? Chi sei e da dove chiami? Ciao Enrico, ciao Medeo. Ciao, San buonasera. Secondo. Ciao. Ciao Titti da San Secondo. Quindi Titti, bisogna concentrarsi. Testa Bianca TV, frutta insetto, cosa c'è qui dentro? Provaci. Giorni che ci concentriamo. Allora, Bene, vado. prova, Tanto è sbagliato. vai. Caschetto. Un Caschetto. casco. Perché sei arrivata a casco? Perché si mette in testa, Sì. perché in TV c'è, che ne so, Raffaella Carrao, come si chiamava l'altra, la Caselli, Caschetto d'oro. Giusto? La frutta, il casco di banane, l'insetto, le vespe fanno il nido a forma di casco, bianca la parrucca casco di zia Marta. Però, brava, bravissima. Anche qua ci poteva Ma non tornare è, ma non è l'oggetto che nasconde. No, no. E ripensiamo, Non è- ripensiamo. Bravi, Un bacione a ripensateci. tutti e due. Grazie di Grazie, cuore, grazie, ciao, ciao, ciao a tutti Titti. quanti, abbraccio, ciao. Grazie Titti, grazie. Non è un casco. Però, non è... No, ma, c'era tutto ma quanto anche dentro. ieri che hanno risposto Ho sentito. diverse cose, c'entravano tutte benissimo. Ci vanno tutti vicino. Ci vanno tutte vicino, ma non è l'oggetto. Poi oggi ho anche aiutato. Non sbirciare, ti vedo, ti ti giuro vedo. che- Guagliò, ti vedo. Pronto. Chi sei e da dove? Pronto, sono Milena. Pronto? Pronto, sono Ricca Milena. Ciao, buona. Da dove ci chiami? D'Angonia. D'Angrogna. Allora, che bello D'Angrogna, finalmente un nostrano. Allora, Testa Bianca TV, frutta, insetto, cosa c'è nascosto qui dentro? Nel zainetto, Vabbè, il gioco, roba da tennis, una delle cose da tennis, no, palline da tennis. no, mi dispiace amico mio, non è una pallina da tennis. Ti ringrazio per aver giocato con noi, un abbraccio. No, niente. Ciao, no. Ragazzi. Ciao. Ok, ciao. D'improvviso sei diventato tristissimo. No, ma è un gioco, ti preoccupa, riprova magari domani, cioè non succede niente se uno sbaglia, guaglio, no sbircia, nessuno lo deve sapere, non lo sa neanche la regia, neanche il mio manager Stai attento lo che sa. ti scordi pure Non tu. lo sa nessuno. Vediamo se abbiamo ancora una telefonata, vediamo subito, il numero è sempre lo stesso, 378 4080 506. Allora, se la telefonata non arriva, anzi vai a cantare un brano bellissimo, fantastico del grande Mango, così lo ricordiamo sempre volentieri, la rondine.
riposizioniamo qua perché sembra incredibile. Appena partita la base, in 2 hanno provato a chiamare. Ragazzi, adesso potete dai, chiamare. prendiamoci questi 2 minuti, poi lanciamo la pubblicità e ritorneremo in onda con tutti i vostri messaggi, ancora delle canzoni se riusciamo. Vediamo di rispondere al telefono adesso. Pronto? Chi sei e da dove chiami? Sono Bartu. Bertu. Ciao Bertu. Bertu, detto giusto? Sì, bravo. Da dove? Da dove mi chiami Bertu? Da Saluzzo. Bertu da Saluzzo. Secondo Bertu cosa c'è all'interno dello zainetto? Penso una rete. Una rete, è già stato detto anche ieri, non è una rete. Mi dispiace Bertu, salutami tutta Saluzzo. Ciao. Ciao. Ciao Bertu. Hai visto che ha chiamato anche Bertu? Oh, Bertu. Ragazzi, forza 378 40 80 506 per telefonare qui in diretta e provare a giocare per vincere lo zainetto. Gli indizi sono testa bianca, TV, frutta, insetto. Pronto? Chi sei e da dove chiami? Ciao, sono sempre io Enrico da Collegno. Ciao Enrico, Ciao, Enrico. ma che bel nome! E facciamocelo un complimento, abbiamo un nome storico, abbiamo un nome importante, c'era Enrico primo, secondo, terzo, quarto, quinto e io sono settimo e tu l'ottavo. Enrico, cosa c'è dentro lo zaino? Provaci! Una testa d'aglio. Una testa d'aglio? Perché? Perché a testa d'aglio? Perché la testa d'aglio si dice anche testa d'aglio. Aspetta, Testa bianca, è bianca, sì, ok. testa bianca chi non ha i capelli. La TV bianca potrebbe essere anche quella. Ci sono delle televisioni bianche, giusto? Frutta Sì. bianca tipo l'uva, magari. Sì. E un insetto bianco. È un insetto bianco. Enrico, ti ringrazio per questa telefonata. Non è l'oggetto, però ti saluto caramente. Grazie Ciao, Enrico. Enrico. Grazie. Ciao. Un saluto a tutti voi di Casa Peiretti e anche da Medeo. Ciao. Ciao Ciao, Enrico, grazie. ciao, ti vogliamo bene. Non è una difficile. testa d'aglio. Non è Testa difficile, d'aglio. però insomma. Buono l'aglio, mi piace. No, provaci. Ultima telefonata di oggi, poi torneremo a giocare domani. Pronto? Chi sei e da dove chiami? Ciao Enrico, sono Massimo da Carmagnola. Là, Massimo da Ciao, Carmagnola. ciao. Allora, Massimo, fermati un attimo. Ci Ferma. riprovo. Ferma. Allora, Massimo, aspetta. sì, Non mi deludi. sì. Testa bianca, TV, frutta, insetto, cosa ho nascosto qui dentro? Vai! Per me la cera. Una cera. Una cera. Perché? Perché la cera è bianca, la cera si mette nella frutta, Sì. l'insetto, le api fanno la cera. Sì? E in testa mettiamo la cera in testa. E la TV c'è. Ci potrebbe stare, non so. Che E con la dici? TV c'era una volta, ci sono dei programmi che C'è- si intitolano C'era una volta. Mi dispiace Massimo, ci sta, sei stato bravo, ma Vabbè. non è l'oggetto, Non importa. Massimino bello, non è l'oggetto. Non è l'oggetto. No, ma io la prendo, mi diverto troppo con te, stai spettacolare. Grazie, ce la mettiamo tutta sempre, ti vogliamo bene, grazie Massimo. Ciao, Anche buona noi, serata. ciao, buona serata. Ciao. Non è una cera, Mi chissà sa che- cosa c'era. Mi sa che finisce la settimana, ma Dai, l'ultima. Pronto, rimani chi qua. sei, dove? Pronto, chi sei? Ciao, sono Fabio d'Aosta. Fabio d'Aosta. Allora Fabio, mi raccomando Fabio, vorrei vedere il mio zainetto girare per Aosta, ma devi indovinare cosa c'è dentro. Provaci, dai. Ascolta, io pensavo a uno scarabeo. Uno scarabeo, perché? Sì. Perché si addice, diciamo, con insetto, È un insetto, certo. nella frutta, lo scarabeo della TV Sì. e gli altri non saprei, però Ti dico solo ci ho una provato. cosa, tra tutte le telefonate arrivate ieri e arrivate oggi, sei quello che è andato più vicino, non posso dire di più, ma ci sei andato vicino. Grazie per aver giocato con noi e salutami Ok. tutta Aosta domani. Grazie Enrico, grazie Ciao. a te. Buona Ciao, serata. ciao. Sì, c'è stato vicino, sai? Ma molto, ha preso il palo, non posso dire di più, torneremo a giocare domani e adesso pubblicità.
Comunque Amedeo, sono proprio contento che questo giochino, non so come spiegarti, unisca anche un po' la gente a casa, che magari è lì a tavola, invece di guardare le solite cose, sono lì che hanno un dibattito. È funzionale, se vogliamo, perché alla fine è giusto, sai, si perde un po' di tempo e la gente ha la possibilità di parlare direttamente. Che bello, che bello. Allora io metto giù questa telefonata, ritorneremo a giocare domani perché adesso arrivano tutti i vostri messaggi. Ricordo che domani sera qui con me la zia Marta, il giochino, tante belle canzoni, un gran venerdì insieme, giunge fino a noi la vostra voce canora perché tendete con favore l'orecchio alle nostre richieste, quasi sempre cerchiamo quasi sempre di accontentarvi. Ciao Carlo, ciao Carlo, viva Corio, grazie. Come sempre bravi ospiti ogni volta, lo dice Dani, e noi ringraziamo Dani con tutto il cuore. Grazie mille Dani. Vai Amedeo. Buonasera Enrico Amedeo, vi seguiamo sempre con molta attenzione. Vorrei dedicare a mia moglie Anna una bellissima canzone di Pino Daniele. Anna verrà, il nome di mia moglie. Vorrei che la canzone fosse cantata dal mitico Amedeo, grazie. Quindi la prossima volta segnatelo con tanto di dedica, mi raccomando, fai i compiti, bravo Franco per la richiesta. Grazie a tutti voi per la piacevole compagnia che ci fate tutte le sere. Vorrei ascoltare e dedicare a mio marito Franco, dalla magnifica voce di Amedeo, Senza Tuca di Gigi D'Alessio e Joliet. Senza Tuca. Tuca. Anna da Bibbiana. Ok, ha già 2 canzoni per la prossima volta, quindi una quindicina di giorni tornerà qui e tenetevi pronti. Anche ci volete attenzione che qua mi toccano il palato. Stasera polpette di patate, trofi al pesto di zucchine e casa Piretti. Se vuoi sei invitato, sempre simpaticissimo, bravissimo, ma soprattutto talentuoso. Grazie, vabbè, arriverei, sono già fredde, prima che arrivo ci va. Grazie lo stesso, ma organizziamo la prossima volta molto volentieri. Voi tenetemene un po' lì. Ciao Enrico, tu a casa Piretti. Vorrei ascoltare la canzone di Bam Bam di Bambi, siete grandi, al vostro miglior amico Andrea di Borgomanero, l'abbiamo cantata stasera. Ciao Andrea, grazie Andrea, con tanto di dedica. È arrivata Bam Bam, Un saluto al grande Enrico e al maestro Amedeo, anche al nostro gatto Osvaldo, Giovanni e Silvia bello grazie. Osvaldo, bello, vedi come mi agola Osvaldo. Bello e ancora più. Come tutte le sere sono presente. Buona serata, meravigliosi. Grazie Silvia da Motta Alciata. Grazie Silvia. E poi abbiamo mio nonno è un grande, ti voglio bene nonno. Ciao Franci. Bella questa foto, ti voglio bene nonnino. Bello Francesco, sì. Ciao Francesco, sì hai ragione, tuo nonno non è un grande, molto di più, ma molto di più. Ok regia. Ciao Amedeo, è sempre bello sentirti cantare. Buona serata a te e a Enrico Rosalia. Ciao Rosalia. Ciao Rosalia. Grazie per essere allo scopo. Una volta per te Rosalia, ti ricordi? Sì, ciao Enrico, un saluto da mamma Franca con sua nipote Alisea da Mino. Ciao mamma Franca, ciao Alisea, che belle che siete bellissime. Ciao Minox, sempre buona musica. Quando andate a sentire Minox è un gran DJ, quindi fermati, se vedete i manifesti in giro fermati, una seratona, tutte. Ciao amici Rete 7, sono Francesco da Villanova. Volevo chiedere se era possibile ascoltare Io Vagabondo di Nomadi. Grazie, un abbraccio agli amici Rete 7. L'abbiamo fatta l'altro ieri, quindi se vai nel nostro canale YouTube metti un iscriviti, un mi piace, ci sono tutte le puntate. L'altro ieri con Martina Richard l'abbiamo fatta, quindi puoi andare a riascoltare. Adesso ci va un mesetto prima che torni Io Vagabondo. Ciao Casa Peretti, buona serata, sempre al top. Bentornato Medeo con la sua bella voce. Michela da Torino. Grazie Michela, sempre presente Michela. Sempre presente il messaggio di Michela quando ci sei tu, che bello. Ciao, più giovane e meno vorrei ascoltare Giorni di parole o Lo specchio dei pensieri di Gigi Finizio da Milena. Lo specchio, prossima volta hai già la scaletta fatta, Non voglio poi sentire storia, cosa catto, cosa non catto, hai già la scaletta. Bene, bravo Amedeo, brava Milena per averlo richiesto. Grazie. Ciao Enrico, sempre bella questa canzone, Il giardino di Tamara, mi sono emozionato, anche la musica, Maurizio Volvera, grazie. Mi fa piacere che apprezzi il brano e soprattutto mi fa piacere che apprezzi l'arrangiamento, perché per farlo ci è andato 2 giorni di lavoro e quindi sono contento. Grazie Maurizio, grazie. Vai.
Ciao Enrico, bellissimo inizio di serata con Alan Sorrenti, nostalgia degli anni 80. Bravo come sempre, benvenuto a Amedeo, Massimo da Venaria. Grazie Massimo. Cerchiamo di farvela un po' passare questa nostalgia degli anni 80 riproponendo i brani appunto che hanno scalato le classifiche. Io mi ricordo il Giardino di Tamara, dove c'era una pregiudicata che menava tutti gli avventori che volevano attraversarlo. Livio, hai delle amiche strane, ma proprio strane, Livio. Ti vogliamo bene, grazie. Ciao. Livio, ciao. Buonasera, potete cantare Amico di ieri delle mitiche orme, Luca dalla provincia di Asti. Sono 4 brani, basta richiedere prossima, no, la prossima, quella dopo ancora. Hai già 4 canzoni, una più bella dell'altra, grazie a lei dei nostri amici a casa. Ciao Luca, ciao Asti. Ciao Luca, grazie. E poi abbiamo un ciao da Damiano e Michele da Barge. Damiano e Michele da Barge. Ricordate che Amedeo domani sera suona al beat, quindi se volete andarlo a sentire, suona al beat domani sera, esatto. Un abbraccio grande da Amedeo, che sempre dopo Casa Peiretti, 21, tanto prima delle 22 non inizia. Un abbraccio grande da Amedeo, che porta con sé la sua simpatia napoletana. Naturalmente tantissimi saluti e complimenti per la trasmissione al padrone di casa Enrico. Ti conosco dai tuoi esordi con il karaoke all'Alpina di Bobbio. Quanti anni. Buona serata ragazzi, grazie per la vostra regia, fammi finire, però non l'avevo finito. Aspetta, fai un passo indietro, regia. Sì, ok, dobbiamo chiudere. Vabbè, no, lo leggo nella replica. Grazie alla nostra amica Chicca dalla Puglia. È finito il tempo, c'erano ancora tanti messaggi, siamo andati lunghi come tutte le sere. Ci vediamo domani con la zia Marta, tante belle canzoni. Ci dispiace se il vostro messaggio non è finito in onda, però il tempo è le tiranno e l'è scaduto. Ma un grande Amedeo a Grillo, una grande regia. Ci vediamo domani. Grazie, ciao! Ciao a voi, buonasera a tutti. Dal lunedì al venerdì su Rete 7 c'è Casa Peiretti che ti fa cantare, divertire, emozionare, un po' ballare. C'è sempre qualcuno in diretta per te, dalle 20 alle 21. Devi crederci, metti sul 13. Dalle 20 alle